E lo so che l'Italia e gli italiani hanno tanti problemi, però io ricordo che la comunicazione è un aspetto molto importante anche per tenere sotto controllo gli aspetti e gli elementi economico-sociali del nostro paese. E poi in questo caso stiamo parlando, perché gli italiani a volte se ne dimenticano, della nostra televisione, perché lo so che la RAI la associamo alle dinamiche di partito, ma ricordiamoci sempre che la RAI è la TV di Stato, la TV dei cittadini italiani. Detto questo, saluto Roberto Fico, che è presidente della Commissione Vigilanza RAI. Ben trovato Fico, ben trovato Presidente. Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio anche a lei, Presidente Fico. Oggi sono usciti una serie di articoli su questa nuova RAI, tra virgolette. C'è una, come scrive la Stampa oggi, il punto sembra tutto tecnico, ma dietro c'è la sostanza vitale della raccolta pubblicitaria e ovviamente anche quella politico-culturale del duopolio RAI-Mediaset. La Stampa scrive: squadrando il documento ci si accorge infatti che alla lettera A dell'articolo 5 si decide l'abolizione degli articoli 17 e 20 della legge Gasparri. Il primo in particolare prevede al comma 2, lettera O, il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8,6. È la legge Mammì che sul punto prescrive la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4% dell'orario settimanale di programmazione e il 12% di ogni ora. Un'eventuale eccedenza comunque non superiore al 2% nel corso di un'ora deve essere recuperata poi nell'ora antecedente o successiva. Scusate, ma andava letta tutta perché leggere le leggi monche è qualcosa di brutale, certo. Però questa è la sostanza. Presidente, ce la traduce per noi comuni cittadini l'idea che c'è dal suo punto di vista di fondo dietro a questa nuova RAI? Allora, è tutto confuso, come sono tutti i provvedimenti del governo Renzi, perché in questo caso noi addirittura stiamo parlando del disegno di legge governativo che dovrebbe riformare soprattutto la governance della RAI, visto che ci troviamo in scadenza del Consiglio di amministrazione. A luglio il Consiglio di amministrazione RAI non ci sarà più e dovrà essere eletto un altro Consiglio di amministrazione. E allora, in un disegno di legge di questo tipo, inserire, secondo me in modo molto oscuro e anche molto superficiale, l'articolo che lei ha citato, ovvero significa cercare di levare l'affollamento dai tetti pubblicitari, ovvero quanta pubblicità tu puoi fare sulla televisione pubblica, significa che c'è una ridistribuzione dei soldi che noi prendiamo come televisione pubblica rispetto alla pubblicità. Perché oggi sappiamo che comunque la RAI è pagata dai cittadini e il canone che i cittadini versano alla televisione pubblica è di 1.750.000.000 di euro e in più c'è la raccolta pubblicitaria. Allora dobbiamo decidere un po' che cosa diventare, che cosa essere, che tipo di televisione pubblica noi vogliamo, perché io sento spesso che si parla del modello BBC e anche Renzi ne parla. E allora se però parliamo del modello BBC, il modello BBC non raccoglie pubblicità sul suo territorio nazionale, quindi la televisione inglese non raccoglie pubblicità sul territorio nazionale, mentre da questa soppressione degli articoli di una parte della Gasparri sembra che la RAI possa continuare non solo a raccogliere pubblicità sul territorio nazionale, ma addirittura sforare tutti quanti i tetti. Allora, siamo tutti d'accordo che l'abolizione della legge Gasparri è una cosa sacrosanta, per cui noi già abbiamo raccolto molti anni fa le firme per la propria abolizione. Da qui però poi dobbiamo ridisegnare il futuro della televisione pubblica e a me non sembra che un servizio pubblico possa essere un servizio che raccoglie tutta questa pubblicità, che significa poi farla diventare una TV commerciale, e allora non avrebbe nessun tipo di differenza, non ci sarebbe nessun tipo di differenza tra altre televisioni commerciali come Mediaset, e allora a questo punto possiamo anche decidere di privatizzare tutto. Cioè lei dice poi tutto questo va a dispetto anche di una concezione della TV pubblica che dovrebbe, diciamo, guardare fino a un certo punto a quelli che sono gli introiti commerciali, perché guardando agli introiti commerciali poi si rischia, no, di appiattire la TV di Stato su altri versanti, diciamo così, artistici. Assolutamente sì, ma è già un qualcosa che oggi sì, infatti già si nota, questo. Già si nota perché noi abbiamo dovuto, ma non voluto, per mancanza di lungimiranza
e di missione di servizio pubblico rincorrere su alcuni settori, alcuni punti la televisione commerciale di Mediaset, mentre il servizio pubblico deve dare la garanzia ai cittadini che ci sia un'informazione libera, che ci sia un pluralismo culturale, che ci siano diversi punti di vista in modo da accrescere la critica e la conoscenza dei cittadini e del paese, ed è per questo che è finanziata da noi, per garantire anche una cultura più alta nel paese, una cultura che può arrivare a tutte le famiglie, anche le persone che sono di fasce sociali più disagiate, delle persone, io vi faccio un esempio, una televisione che avesse parlato in modo chiaro e non ci voleva niente perché bastava leggersi un bilancio, dei famosi Tango Bond o delle azioni della Parmalat, se avessero fatto 2 minuti seri a un telegiornale, molti risparmiatori italiani non sarebbero finiti come sono finiti comprando questi titoli tossici. Certo, l'esempio, vedete, l'esempio che fa Roberto Fico, no? Sembra un esempio quasi da fantascienza, no? Voi immaginate il TG1 che, non dico come prima, ma come seconda notizia proprio di informazioni di servizio, ti comincia a dire, magari grazie all'aiuto dell'intervista, non lo so, ad un economista, che comincia a dire: guardate, questa è la situazione Parmalat, ci sono dei rischi, ovviamente con tutta la cautela del caso, no? Tornando indietro nel tempo, ci sono dei rischi, massima cautela. Però, vedete, non c'è nulla di straordinario, perché se voi ci pensate, come dicevo all'inizio, quella è la nostra televisione, cioè quello dovrebbe essere proprio il dovere informativo di un TG che guarda al bene pubblico, no? E quindi il direttore di quel TG deve dire: allora, c'è chi sostiene questa tesi che la Parmalat è in crisi, lo ospitiamo. Poi magari ospitiamo pure l'amministratore delegato di Parmalat che dice che va tutto bene. Però, ecco, esatto, non ci sarebbe nulla di straordinario, no? Niente, ma tacere queste notizie assolutamente da irresponsabili, ma soprattutto non espleta così la televisione la missione che ha di servizio pubblico, perché noi ci dobbiamo ricordare che la RAI ha una concessione con lo Stato, ovvero con i cittadini italiani. Se cade il senso di questa concessione che disegna il servizio pubblico e quindi la missione di servizio pubblico, allora non ha neanche più senso che esista la televisione di Stato. Ma quello che dico io è che invece oggi noi possiamo fare una grande operazione di pulizia all'interno della RAI e possiamo sottrarla, levarla senza nessun tipo di problema a tutti i partiti politici e al governo. Il punto che, per esempio, noi abbiamo fatto un disegno di legge molto chiaro, molto semplice. Abbiamo posto un obiettivo: via i partiti dalla televisione pubblica e via il governo dalla televisione pubblica. I consiglieri di amministrazione devono avere 3 caratteristiche: l'indipendenza, l'onorabilità e il merito. Molto semplice. Quindi abbiamo scritto una legge che inquadra una procedura per far sì che queste persone abbiano queste caratteristiche. Ora, presentato in Parlamento, e deve fare il suo iter. Disegno di legge governativo, quello di Renzi, dove c'è anche l'articolo che lei ha letto. I 2 consiglieri di amministrazione, inquadra la legge di Renzi, 7 consiglieri di amministrazione, di cui 2 scelti e nominati dal governo, e tra questi 2 l'amministratore delegato con pieni poteri, mentre altri 2 vengono eletti dalla Camera dei Deputati, che col sistema delle maggioranze, con una sola preferenza, possono addirittura giudicarseli tutti e 2. E lo stesso equivale per il Senato. Significa che il disegno di legge governativo alla Renzi è proprio, si potrebbe intitolare, ma senza nessuna proprio possibilità di smentita, Occupy Rai. Purtroppo questa è la verità. Cioè, allora... lei, Fico, ci sta dicendo che quella che i radicali da tempo immemore chiamano la partitocrazia che mette le mani sulla RAI, diciamo, con questi provvedimenti si andrebbe, come dire, a rafforzare questa idea. Non c'è dubbio, non solo andrebbe a rafforzarla, andrebbe ad applicarla. Viene, come dire, ufficializzata legislativamente. Ufficializzata nel momento in cui il governo da solo sceglie l'amministratore delegato del servizio pubblico e quindi della RAI. A chi risponderà questo amministratore delegato? Ai cittadini o al governo? Secondo me al governo. E a chi risponderà? Ai cittadini o al Presidente del Consiglio? Secondo me al Presidente del Consiglio. Come già accade, voglio dire, perché è inutile essere, voglio dire, nasconderci. Sì, però in quel senso, siccome questa consiglio di amministrazione, questo direttore generale rispondono più o meno
alla legislatura precedente, quindi neanche la 17ª, la 16ª, ognuno cerca di capire un po' che cosa fare secondo la sua area politica. Poi sappiamo che i cambi sono stati tanti già in questi 2 anni di legislatura e quindi cercheranno di trovare varie strade e varie vie. Però il punto che voglio dire a lei e a tutti gli ascoltatori è che le cose non vanno mai inquadrate da sole, vanno inquadrate sempre in un disegno, e questo disegno ogni giorno è sempre più chiaro. Perché ho sentito anche all'inizio che voi parlavate di Italicum nella... Adesso ci arriviamo, aspetti, perché un paio di domande ovviamente gliele faccio su questo. L'ultima cosa su questa questione RAI è che chi ha seguito insomma il nostro ragionamento penso che una domanda se la sarà posta. Questo provvedimento che libera di fatto la RAI nella possibilità di prendere quanta pubblicità vuole, sembrerebbe insomma andare a minare gli interessi del diretto competitor, che è appunto Mediaset. Però appunto, senza nasconderci come al solito sempre dietro un dito, quando diciamo Mediaset diciamo Berlusconi, e quando diciamo RAI in questo momento diciamo Matteo Renzi, se non altro perché appunto il governo se ne sta occupando. E quindi politicamente, se lei ci trova un messaggio, che cosa si sta delineando, visto che Renzi dice alla RAI adesso mettetevi in gioco, prendete più pubblicità che volete, e questo, voglio dire, mette comunque, crea qualche problema a Mediaset. Certo, allora è chiaro che il primo punto, il disegno di legge governativo non è stato neanche presentato al Senato, dove dovrebbe iniziare. Perfetto, quindi sta lì, diciamo così, aleggia, pubblicato, aleggia sul sito del governo, ma non ha senso se non viene ancora presentato alle Camere. Quindi rappresenta una specie di lettera minatoria adesso, esatto, è più una lettera minatoria che si trova, una lettera di intenti, sì, che si vuole fare sulla RAI, però attualmente non esistesse niente, proprio niente. E siccome siamo abituati a Renzi che fa una conferenza stampa, poi dopo 2 settimane una conferenza stampa su un provvedimento, poi dopo 2 settimane il provvedimento ancora non c'è, e non c'è neanche l'iter parlamentare, e l'ultimo esempio è proprio il disegno di legge governativo sulla RAI, che più di 2 settimane fa è stato presentato in conferenza stampa e ancora non esiste l'iter alla Camera o al Senato della Repubblica. Io però sul messaggio a Berlusconi o meno leggo anche un'altra questione, perché quando parliamo di Berlusconi, RAI, Mediaset, allora a questo punto dobbiamo parlare invece di una storia più recente, sì, che è quella di Rai Way. Rai Way sappiamo che sono tutte le antenne italiane che trasmettono il segnale radio televisivo alla fine, che sono di proprietà della RAI, e all'improvviso il governo ha dato mandato alla RAI di quotare in borsa questa società, che è una società era totalmente pubblica e in attivo. L'importanza strategica chiaramente di antenne capillari su tutto il territorio italiano, che addirittura su queste antenne passano i segnali della protezione civile, delle forze dell'ordine o delle forze armate in questioni di emergenza, o delle intercettazioni ambientali, quelle che i magistrati fanno per prendere i corrotti o i criminali, capiamo l'importanza strategica di queste antenne. Sono state quotate in borsa e adesso c'è A-Towers, che è una società controllata di Mediaset, che vuole entrare in queste antenne. E allora, questo è stato il primo vero, secondo me, scambio tra Renzi e Berlusconi, perché nel momento in cui tu quoti una società in attivo, pulita, sana, in borsa, sapendo che il competitor, senza però leggi antitrust, senza una legge seria sul conflitto di interessi, sai che il tuo competitor può tranquillamente entrare in quel tipo di mercato. E allora fare queste operazioni in fretta non ci ha visto chiaro nessuno, è stata fatta in questo momento. Questo, sì, Mediaset sta cercando di entrare in questo è un altro mercato. versante, è un'altra versante della vicenda. Allora, velocemente su 2 aspetti prettamente politici, con Roberto Fico, Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Vigilanza RAI, in diretta con noi su Radio Cusano Campus. C'è addirittura chi scrive anche di un Italicum che potrebbe trasformarsi in qualcosa di disastroso per Matteo Renzi, per
per quello che sta accadendo all'interno del Partito Democratico, per alcune insomma dinamiche anche parlamentari che si potrebbero sviluppare. Insomma, se non passa l'Italicum, la legislatura potrebbe essere finita. Lei in Parlamento, voglio dire, ci sta tutti i giorni, i rumors, le indiscrezioni, qualche parlamentare del PD che magari le dice qualcosa. Che aria tira, Fico? Sì, non c'è dubbio che l'Italicum per il Partito Democratico sta diventando una questione davvero spinosa. Allora, io le dico che storicamente, ovvero in questi ultimi 2 anni, la minoranza del PD non ha mai avuto il coraggio di fare un passo di rottura, perché il passo di rottura significherebbe anche non sapere se queste persone nella prossima legislatura saranno rielette o meno, e quindi da questo punto di vista c'è molto paura, proprio molto semplicemente, di perdere la poltrona e perdere il posto. Quindi ad ora, dopo 2 anni di legislatura, non c'è stato nessun segnale da parte della minoranza del PD, che sia Bersani, che sia Cooperlo, che sia Civati, a fare un passo forte per mettere in crisi un governo autoritario, sia con i provvedimenti all'epoca di Letta, sia con i provvedimenti per quel breve periodo di Monti, sia con quelli e soprattutto di Renzi. Dobbiamo capire loro quanto coraggio hanno e visione per il bene del Paese, quanto possono essere forti nel voler il bene del Paese. Fino adesso io non ho visto da parte di queste persone l'interesse collettivo, l'interesse per la nostra Italia, ma per altro, soprattutto per la poltrona. Il coraggio è mancato per la poltrona, e allora dobbiamo in questo momento comprendere che forza avranno nelle prossime settimane questi 80 circa parlamentari. Staremo a vedere. Sì, vuole aggiungere qualcosa, Fico? Sì, solo questo. È chiaro che se loro fanno il salto, il movimento su questo è pronto, ovvero anche elaborare una legge elettorale insieme a tutto il Parlamento che non faccia gli interessi del governo ma dei cittadini italiani. Il Movimento 5 Stelle c'è nel dialogo totale con tutte le commissioni e con tutte le forze politiche. Se questo non avviene, la minoranza PD fa il salto, diciamo, del burrone, allora Renzi rischia davvero di cadere e finiamo con questo strappo. Sì, bisogna capire un po' che cosa accadrà. La minoranza PD, l'opposizione. Giornate no, quello che volevo dire è che i vari Civati, Cooperlo, i Fassina, quelli più esposti mediaticamente che il grande pubblico conosce, finora hanno fatto, mi scusi se uso questo termine, le ricorda qualcosa, hanno fatto la foglia di fico un po' di Matteo Renzi fino a questo momento, nel senso, in televisione sono sempre molto agguerriti, poi alla resa dei conti sui fatti non c'è sembrato, ecco, proprio zero. Ma le chiedo, tra questa diciamo minoranza del Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle ci sono mai stati in passato, recentemente, come dire, dei momenti di contatto a livello diplomatico per studiare strategie? C'è stato qualcosa? Questo, perché la vecchia politica, quella secondo me molto malsana, ci ha abituato male anche rispetto ai contatti, a dei contatti diplomatici noi abbiamo i contatti ogni giorno nelle commissioni preposte ad avere questo tipo di contatti. Quindi sui temi, sui provvedimenti che interessano i cittadini, per esempio in discussione al Senato abbiamo il reddito di cittadinanza nella Commissione, quindi è lì che parliamo e cerchiamo di capire le cose che vanno bene e le cose che vanno male. Quando il Parlamento discute liberamente, senza il controllo e la pressione del governo, che è un altro tipo di potere esecutivo, noi siamo legislativo, totalmente indipendente dal potere esecutivo, se loro volessero comportarsi da parlamentari ci avremo tutti un dialogo molto migliore e elaboreremo una qualità delle leggi molto più alta. Interviene il governo, distrugge tutto, mette i decreti e crea scompiglio nelle leggi e anche una superficialità estrema, come abbiamo visto nel disegno di legge RAI o in tanti altri disegni di legge stile Italicum. Va bene, gli unici contatti sono quelli fisiologici di lavoro in commissione. Grazie Roberto. Che sono i migliori. Grazie, grazie Roberto Fico. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Buona giornata al Presidente della Commissione Vigilanza RAI Roberto Fico.